Oh, sei in diretta? Sì, sì. Oh, fio. Non capi idea. Questi problemi seri. Mica toccasse sull'armadio di Occa. No, no, perché qua il coronavirus, già si chiama il primo ministro, si sono morto 14 persone di cui guidava gli autobus e dunque. In più guardavo un documentario in inglese, gli altri italiani non capivo l'inglese, mica guardavo un documentario in inglese e che ha detto che non c'è solo il contagio sul vapore acqueo, uno che ti parla davanti col fiato cattivo oppure che ti bolsica, sta notizia davanti, no, non sei quello, neanche il vento, no, che sei anche qui che caga. E se mai hai e caga sul condominio, cioè ti dentro ti abiti su un condominio come su un palazzo, non so quanti appartamenti che si dessero da basso, basta che sia uno, ma e caga e tira l'acqua, il stronzo va basso, in più che c'è tutto sto calore dentro sui tubi e che c'è tutto sto vapore acqueo e niente di il vapore acqueo col virus va sul sifon del mecesso e mi devo cagare. Magari dice adesso, ma ora adesso mi sono sedato in armadio, dentro sull'armadio, fioi. Però adesso sono. Io cago da fare delle robe. No, perché prima di essere in armadio, stamattina, mi è arrivato un messaggio di moglie di mio padrone che andava in cerca cioè, mica avevo un kit per trasferire i video fatti ancora 20 anni fa, 20 anni fa, su videocassette e trasferirli sul computer, no? A me ma messaggio l'hai usato, ti serve perché adesso non ho niente da fare e ok, mi serve a me, mi dico Dio, Dio, e allora ero detto sì, ok, io porto in Dio io porterò in Dio, insomma, vediamo, mi metterò una mascherina, non so, delle robe e però ho detto prima portare in Dio, vado a vedere. No, anzi scarico e metto sul telefono i video di una volta, qui che non ho mai visto, che c'era video di 20 anni fa come ex morosa, con Venezia, il mio bar, queste robe qua, fioi, non avesse mai fatto, o sapevo, non ho mai guardato i video, non ho mai guardati, perché mi conosco, sono sensibile, te vedi, e invece dovevo farlo oggi. Dovevo farlo perché ho detto così che porto in Dio se vuoi attaccare a registrare ho visto Max Morosa Stefania, che bella che c'era, ho visto il Caffè Blu Venezia, tutti i miei amici come che ieri 20 anni fa, come eravamo Dio che bello, come vuoi due bottiglie come vuoi di prosecco andai in asilo, era prosecco che era stato fatto 4-5 anni fa, era già scaduto, però ho detto non avevo altro cazzo, perché avevo bevuto prosecco, anche se era asilo, e ho buttato dentro un po' di bicarbonato, tanto così, faceva quella picciuma, ma che avevo bisogno di andare fuori da fioi. Go tutti questi video e go passare in digitale, adesso bisogna che penso sopra, vi dico perché no, anche perché magari allora, se quello che basso che bolsica, quello solo che scorre come una bestia, secondo me mi se arriva il virus anche a me. Vabbè, t'attento fioi, se me maio che vanno in buio, mi ve butto i video e così vedi anche come che mi era una volta che se moro al manco vedi come che era Venezia, come era il Caffè Blu, come era la Sardegna una volta e anche il periodo che sono stato a Roma come sono i romani. Perché fioi 20 anni fa, Dio mica aveva videocamera, un bellissimo regalo che mi ha fatto Memorosa.
Ok, ho fatto i video, non so che ho fatto i video per far vedere come che era quel momento, perché all'epoca non sapevamo ancora come, no, come che se fai video. Mi facevo video proprio quando non avevo un cazzo da fare, dunque si vedranno i momenti un po' più lazy, vedi un po' più che non che c'è proprio un cazzo da fare da veda. Però mica da pubblicarli, fioi. Se abite su un condominio, ascoltatemi, buttare varechina sul cesso, perché se quello solo raga il coronavirus e tira una cagata e se c'avai tutti quelli del condominio, Dio che Madonna di Dio. Tasi che mi godo bottiglie da varechina, vado avanti per una settimana e mezza e il vino tanto che ho finito e mi toccherà andare fuori, no, fioi, guardai i miei video perché tanto prima o poi morirò. Dio che